Coach Baldovin si è chiuso in bellezza, soprattutto con una prestazione convincente contro una squadra latina che questa sera insomma non era facile da battere. No, Latina è una squadra che gioca, ha una grande efficienza di gioco, sbagliano poco e ha una panchina lunga. Sapevamo che probabilmente avrebbero fatto giocare un po' tutti, però chiaramente magari chi ha giocato meno durante l'anno si è fatto trovare pronto e ha fatto una buona partita. Per noi era un test importante, chiaramente per chiudere bene il campionato, ma anche per entrare bene dentro i playoff. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Ha una dedica particolare per questo settimo posto? La stagione non è finita, però insomma è già un primo traguardo non da poco. Beh, io sono molto soddisfatto ed orgoglioso del risultato, però credo che quest'anno sia da dedicarlo ai ragazzi che, nonostante ci siano stati dei momenti difficili durante la stagione, soprattutto all'inizio, sono sempre dimostrati con grande voglia di lavorare, di migliorare, e credo che il fatto di aver fatto un girone di ritorno così buono, così positivo sia frutto proprio di questo, dell'atteggiamento che hanno avuto i giocatori nei confronti di tutte le proposte nostre, dello staff nei loro confronti. Ora si sa l'avversario sarà Trento, ma comunque che fosse stato Perugia o Trento o Civitanova, a prescindere da questo sono degli squadroni. Com'è che bisogna affrontare queste gare per giocare al meglio? Quali sono le chiavi anzitutto da cui non si può prescindere? Beh, sono partite chiaramente molto difficili perché sono squadre che hanno un grande livello tecnico, ma soprattutto hanno anche c'è un buon gap fisico a loro favore. Per noi chiaramente è importante fare bene le due fasi principali del nostro gioco, cioè la battuta e la ricezione. Se riuscissimo a fare bene quelle e quindi soffrire poche ricezioni e essere incisivi in battuta, allora ci potrebbero essere delle partite interessanti, perché sullo scambio sicuramente possiamo dire la nostra. Allora in bocca al lupo. Grazie.